Il suo corpo era completamente carbonizzato, come la sua auto, una Fiat Bravo, nel cui portabagagli è stato trovato. È morto così Calogero Ciulo, 43 anni, scomparso da una settimana a Canicattì. Questa mattina il macabro rinvenimento da parte della polizia. La vettura è stata trovata in un vecchio caseggiato agricolo in disuso da tempo, lungo una strada secondaria che collega Campobello di Licata con Delia. Dalle prime indagini degli agenti del commissariato di Canicattì e della squadra mobile di Agrigento, l'uomo è stato ucciso e messo nel bagagliaio della sua auto, che poi è stata incendiata. Era stato visto per l'ultima volta da alcuni amici in giro per Canicattì a bordo proprio della sua auto. È probabile che Calogero Ciulo sia stato ucciso e date le fiamme lo stesso giorno della scomparsa, il 27 maggio scorso. Il magistrato che conduce le indagini ha già disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Ciulo, 43 anni, sposato e padre di 4 figlie, era noto a Canicattì per avere gestito sino allo scorso anno una rosticceria in pieno centro. Poi si sarebbe arrangiato con lavoro saltuari e, secondo voci non confermate, avrebbe contratto debiti. Un'ipotesi al vaglio degli inquirenti, come vengono seguite altre piste per cercare di risolvere quello che al momento appare un vero e proprio giallo. È il secondo caso in poche settimane in provincia di Agrigento di uomini scomparsi e poi uccisi. Prima del caso di Calogero Ciulo ha tenuto banco quello dell'imprenditore di Licata Giovanni Brunetto, che gli inquirenti ritengono possa essere stato ucciso, anche se il corpo non è ancora ritrovato, anche in questo caso per motivi economici. Per questo omicidio sono state arrestate 2 persone, il probabile assassino in carcere, il complice ai domiciliari, il tutto per un credito che la vittima vantava e che il debitore non avrebbe onorato.